Elezioni amministrative 2018, domani alle urne 9 comuni della Marca, 134.000 elettori chiamati al voto dalle 7 alle 23, occhi puntati sul capoluogo. Risultati, interviste, commenti, tutto sulle elezioni amministrative nello speciale Ring in onda su Antenna 3, domani dalle 21:15 fino a notte fonda e lunedì mattina dalle 7. 78enne di Vittorio Veneto scomparso in Cadore, era partito ieri mattina per andare a Lumache, non è rientrato, in corso di ieri sera le ricerche. Momenti di angoscia per una coppia di Treviso, il loro bimbo di 10 anni si allontana in bici non facendo ritorno, allarme e ricerche della polizia, lo trovano in un campetto mentre gioca a calcio. Assunto da una settimana, guidava senza sosta per arrivare il prima possibile a destinazione, ma la stanchezza ha portato un camionista a finire con il tir contro un passaggio a livello a Treviso. Conto alla rovescia per il raduno Triveneto degli Alpini al via dal 15 giugno, macchina organizzativa pronta, alzato il livello di sicurezza, attese 100.000 persone, 30.000 penne nere per lo sfilamento di domenica 17. Continua il nostro viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra, come la bomba ritrovata sui campi e trasformata da una famiglia di contadini in un singolare scaldaletto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La politica in primo piano, le elezioni amministrative 2018 in primo piano, perché dopo una intensa campagna elettorale è il momento, fra poche ore, del voto, è il momento delle urne dalle 7 alle 23 in 9 comuni della Marca trevigiana, chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Oggi alle 16 insediati i seggi, ovviamente riflettori puntati su Treviso, su Casugana. Abbiamo preparato tutto, le schede sono a posto, vidimate, timbrate, abbiamo sigillato il seggio, abbiamo preparato per domani e direi che è tutto in ordine per la votazione. 9 comuni, 25 candidati sindaco, 39 liste, un esercito di aspiranti consiglieri comunali. La Marca si prepara al voto, 134.972 cittadini chiamati alle urne, una tornata elettorale relativamente piccola in numeri assoluti. L'anno prossimo si voterà in oltre 50 comuni, ma particolarmente significativa come test dopo le vicende nazionali. Riflettori puntati sul capoluogo con una sfida a 6 e dove 68.725 trevigiani potrebbero essere richiamati al seggio il 24 giugno nel caso nessuno dei candidati raggiunga la metà più uno dei voti. Ballottaggio che potrebbe proporsi anche a Vedelago, per la prima volta visto che il comune castellano ha superato quest'anno i 15.000 abitanti. Qui a sfidarsi per la poltrona di sindaco sono in 3. Urne aperte anche a San Biagio di Callalta, 2 candidati sindaco, sfida diretta dunque come a Motta di Livenza, 2 candidati sindaco in lizza per Mareno di Piave, come 2 sono le aspiranti sindaco di Istrana, ma qui la sfida è tutta al femminile. Ben 4 gli sfidanti a Nervesa della Battaglia, 3 le liste e i candidati sindaco a Castello di Godego. Caso singolare quello di Moriago della Battaglia, dove a decidere sarà l'affluenza, visto che l'unico candidato è il sindaco uscente. Nel caso non si raggiunga il quorum del 50% degli elettori, il comune verrà commissariato. Urne aperte nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. Allora, come seguire i risultati, come seguire l'andamento della giornata? Beh, potete farlo sintonizzandovi su Antenna 3 a partire dalle 21:15 di domani sera, perché seguiremo l'andamento del voto con uno speciale Ring sia domani sera e poi la mattina di lunedì. 10 giugno, elezioni amministrative in 46 comuni del Veneto. Antenna 3 seguirà l'andamento del voto e dello spoglio da domenica sera con una puntata speciale di Ring in diretta a partire dalle 21:15 fino a notte fonda, e poi lunedì mattina la lunga maratona televisiva proseguirà dalle 7 con tutti i risultati, le interviste, i commenti, vincitori e vinti, analisi del voto che in Veneto con Treviso e Vicenza assume una particolare valenza. Previsti collegamenti in diretta con i nostri inviati nelle piazze, nelle sedi di partito ed istituzionali per seguire puntualmente lo spoglio e fornirvi in tempo reale i risultati con i commenti di tutti i protagonisti di questa tornata elettorale. Appuntamento dunque con Ring, speciale elezioni domani sera dalle 9:15 e lunedì mattina dalle 7 su Antenna 3. Dalla politica delle amministrative alla cronaca, apriamo la pagina della cronaca e la apriamo con le ricerche e le ore di angoscia che si vivono a Vittorio Veneto per le sorti di un 78enne partito ieri mattina per andare a Lumache in Val Tovanella, siamo in Cadore, senza lasciare indicazioni sulla destinazione e poi svanito nel nulla. Quando i carabinieri in un sopralluogo
all'alba hanno individuato la sua auto parcheggiata all'imbocco della valle, è scattato l'allarme, una squadra assieme ai vigili del fuoco ha iniziato a perlustrare i sentieri della zona fino a notte fonda. Questa mattina alle 6 sono riprese le ricerche, ancora senza esito. Chiaramente si continuano le ricerche, di ora in ora si assottigliano purtroppo le possibilità di ritrovare incolume il 78enne. C'è stata altra angoscia invece da parte di due genitori che non vedevano più il loro bimbo di 10 anni, si era allontanato in bicicletta, svanito nel nulla. È successo ieri pomeriggio a Santabona, quartiere di Treviso. In questo caso però c'è un lieto fine. In sella alla sua bicicletta è improvvisamente sparito dalla vista della madre, che lo ha inutilmente cercato nel quartiere e poi a casa. Non riuscendo a trovare il figlio, un ragazzino di 10 anni, la donna disperata ha infine chiamato la polizia. L'allarme ieri pomeriggio alle 17:30 a Santa Bonanuova. Sono arrivate sul posto le due volanti che hanno setacciato l'intero quartiere e si sono soffermate ovviamente su quelli che sono i luoghi principalmente frequentati dai bambini. Infatti nel parchetto dietro la chiesa di Santa Bonanuova hanno trovato il bambino che tranquillamente stava giocando a calcio con degli altri ragazzini. Il bambino aveva semplicemente svoltato in sella alla sua mountain bike in una laterale, scordandosi di avvisare i genitori. Lui dice che fondamentalmente non se ne è nemmeno accorto, ha girato, gli è venuta voglia di giocare a calcio e è andato lì, ha visto altri bambini con un pallone e ha deciso di unirsi a loro. Di certo, visti gli allarmi di questi giorni in tema bambini e malintenzionati, come l'ormai noto caso della Jaguar nera di Preganziol, su cui anche la polizia sta effettuando accertamenti, gli agenti in pattuglia cercano di svolgere un servizio di vigilanza costante su giovani e giovanissimi. Noi setacciamo e pattugliamo tutte le zone generalmente frequentate da bambini, dai ragazzini, e ovviamente il periodo attuale, la primavera-estate e la fine delle scuole, intensifica naturalmente i nostri controlli in queste zone. Un dramma sfiorato sempre a Treviso, perché assunto da appena una settimana un camionista guidava senza sosta per arrivare il prima possibile a destinazione, ma la stanchezza lo ha portato a finire con il suo mezzo pesante contro il passaggio a livello di Viale Cacciatori. Stremato dalla guida senza sosta, non solo è entrato con il suo tir carico di materie plastiche nell'area cittadina vietata ai mezzi pesanti, ma ha anche abbattuto le sbarre del passaggio a livello tra Viale Orléans e Viale Cacciatori. Quando la polizia locale di Treviso, grazie al nuovo software che ha a disposizione, ha verificato i tempi di guida, ha scoperto che l'autista, un 50enne bulgaro assunto da una settimana da un'azienda austriaca a tempo determinato, guidava da 12 ore filate pur di rispettare la commessa assegnatagli, quella di raggiungere il prima possibile un'azienda del Coneglianese. L'episodio ieri mattina, l'uomo è uscito illeso dall'incidente che non ha avuto eccessive ripercussioni né sul traffico stradale né su quello ferroviario. In compenso al conducente sono stati ritirati tutti i documenti di guida fino alle 21 di ieri sera, costringendolo così a recuperare tutti i periodi di riposo non effettuati nelle ultime giornate lavorative. Per lui inoltre decurtazione di 35 punti dalla patente e sanzioni per 1.200 euro. La sicurezza adesso con un nuovo furto, il secondo l'Appebo di via Internati a Silea, azienda del gruppo Comes. Scassinato un lucchetto, ignoti hanno asportato dal piazzale 30 quintali di acciaio per un valore di circa 8.000 euro. Non essendoci più posti in magazzino, il materiale era depositato infatti all'aperto. Difficile da stabilire l'orario in cui il colpo è avvenuto, denunciato dai carabinieri ieri pomeriggio. Come detto, è il secondo ingente furto subito dall'azienda che si occupa di costruzioni meccaniche. A Conegliano invece una banda ha tentato un colpo, ha studiato nei minimi particolari tutto il modus operandi, però non ha previsto l'arrivo inaspettato del figlio della coppia degli inquilini. Hanno puntato la villa di due anziani fuori casa per trascorrere qualche giornata al mare, non un obiettivo a caso e nemmeno un'azione improvvisata, visto che per prima cosa hanno sollevato tombini e cercato quadri elettrici per disattivare il collegamento dell'impianto d'allarme. Sono addirittura saliti fino al tetto per riempire di schiuma le sirene. L'episodio nel quartiere coneglianese di Monticella, in via Asiago, dove però il furto programmato dalla banda è andato a vuoto per l'arrivo inaspettato del figlio della coppia, che ha poi postato sui social un avviso. Orecchie drizzate, ha detto ai concittadini, pubblicando anche le foto del raid. Tentato probabilmente su indicazione di un basista, preparato forse con un sopralluogo precedente. Dei professionisti quindi, intenzionati a compiere il furto con tutta calma, disturbati però dal figlio delle vittime. L'ennesimo colpo nella zona, tanto da far pensare a una banda delle ville o quantomeno a collaudate modalità d'azione.
Ed è stata recuperata la refurtiva della rapina messa a segno il 1° giugno a Fontana Fredda, in provincia di Pordenone, quando un 25enne di Caivano, in provincia di Napoli, arrestato ieri a Rimini, aveva scaraventato a terra una donna di 84 anni finita all'ospedale con una prognosi di 30 giorni per essersi ribellata allo strappo della catenina in oro. L'oggetto di valore è stato individuato dai carabinieri del nucleo operativo automobili della compagnia di Sacile in un compro-oro di Treviso, dove il rapinatore si era recato subito dopo l'aggressione e verrà quindi il monile restituito all'anziana vittima. E c'è stato un romeno di 28 anni invece che si è tradito con un'impronta digitale che è stata inviata dai carabinieri di Treviso agli specialisti del RIS di Parma. Il 28enne, già detenuto in carcere a Roma per reati analoghi, sarebbe responsabile o uno dei responsabili di un colpo alle colonnine self-service del distributore Move2 di Cessalto in via Dante, fruttato un bottino di 1.500 euro. Grazie all'impronta gli investigatori sono arrivati al pregiudicato romeno senza fissa dimora, che ora dovrà rispondere anche di questo furto. Lasciamo la cronaca adesso, andiamo a Vittorio Veneto perché manca davvero poco, è iniziato il conto alla rovescia per il grande evento del raduno Triveneto degli Alpini. Dal 15 di giugno al via la grande festa, oggi presentata la macchina organizzativa. Sì, ormai è tutto pronto. Le bandiere tricolore sventolano in tutta Vittorio Veneto. Saranno 3 giorni davvero intensi quelli che attendono e che impegneranno gli alpini tra il 15 e il 17 giugno per il raduno Triveneto. Una dunata che per gli alpini ha molteplici significati, dato che si svolge in concomitanza del centenario della fine della Grande Guerra. Nella città della Vittoria sono attese almeno 30.000 penne nere, pronte a portare allegria e a scrivere un'altra pagina importante di storia. Tutte le 25 sezioni che costituiscono il terzo raggruppamento dell'ANA, ovvero il Triveneto, più delegazioni di altre sezioni d'Italia e anche dall'estero, quindi saremo in tanti. I numeri? I numeri. Beh, io mi auguro di raggiungere i 30.000 sfilanti alpini, ma si dice che nei 3 giorni potranno essere 100.000 le presenze in città. Per questo raduno si è deciso di dare un'attenzione particolare anche sul fronte della sicurezza. Attraverso i blocchi stradali innanzitutto, da una zona rossa interdetta assolutamente al traffico, una zona arancione dove il traffico sarà limitato, ha dei filtri mirati, oltre i quali passerà solo chi è autorizzato. Tante le iniziative, dallo sfilamento delle salmerie con la lampada votiva della pace alla fiaccolata che convergerà in città partendo da tutti i comuni che fanno riferimento alla sezione, oltre allo scoprimento di una pietra d'inciampo alla memoria con incisa la data dell'evento del raduno posizionata ai piedi dei vari monumenti ai caduti. Ed essere pronti al grande evento del raduno Triveneto degli Alpini sono anche gli esercenti e i cittadini di Vittorio Veneto. Arrivano gli alpini, è tutto pronto? Siamo pronti, siamo organizzati, li aspettiamo con ansia. Vittorio Veneto è pronta per il raduno Triveneto degli Alpini. Manca ancora una settimana al grande evento e gli esercenti del centro hanno iniziato a organizzarsi esponendo bandiere, gadget e proponendo prodotti ad hoc. Chi ha attaccato una speciale vetrofania raffigurante il cappello d'alpino, chi ha posizionato una grande coccarda tricolore e messo in vendita dei prodotti ideati per l'occasione. Sono sempre i benvoluti. Sono sempre assolutamente benvoluti. Le notizie sono di tantissima gente, quindi stiamo cercando di attrezzarci per questi giorni che saranno veramente clou per la nostra città. 1 anno e mezzo di lavoro da parte della sezione dell'ANA e dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto per la realizzazione fino ai minimi dettagli del raduno del Triveneto degli Alpini. Un impegno che dalla settimana prossima vedrà finalmente i suoi frutti, con lo sfilamento di 30.000 penne nere nelle vie del centro. La città sta per prepararsi al grande evento con lo spirito giusto. Quando arrivano gli alpini... C'è sempre festa, sì, ci vuole per Vittorio Veneto. Con quale spirito la città affronterà questo raduno? Beh, uno spirito di allegria e di ricordo sicuramente. Sono quasi 500 i tricolori che l'amministrazione comunale ha collocato in giro per la città, ai quali devo dire si sono aggiunti una miriade di altri tricolori collocati dai singoli privati sulle loro abitazioni, dai professionisti negli uffici e dalle attività produttive nei negozi e nei locali. Veramente direi un colpo d'occhio impressionante per la città che sta accogliendo anche dal punto di vista visuale nel migliore dei modi la Triveneta degli Alpini.
Allora la scuola con gli istituti superiori che oggi hanno concluso l'anno scolastico, tra qualche timore per gli esami e qualche bocciatura preventivata, i giovani d'oggi peraltro preferiscono i selfie agli storici gavettoni. Musica al posto dell'acqua, una chitarra al posto dei rituali gavettoni. Cambiano così i riti di fine d'anno per gli studenti delle superiori di Treviso. Ma non crediate che sia stata una svolta spontanea, il consiglio, se così si può dire, di evitare la pratica è arrivato dall'alto. È passato il tempo di gavettoni, no? Che si facevano, non è più di moda? Bocciano. Nella mia scuola media, l'ultimo giorno di scuola avevano lanciato i gavettoni e li hanno bocciati. Sul posto di guai, meglio fare a meno, dai. Sì, perché che guai salta fuori? Non so, in teoria non si può. In teoria non si può. Anche in pratica, ma in pratica si può. Piuttosto di prendere la multa facciamo a meno, dai. Sì. Al mare quest'estate. Ma il clima di festa, nonostante le generazioni, non cambia e così al posto dell'acqua i ragazzi digitali, manco a dirlo, si fanno i selfie. Vi fate il selfie di fine anno? Sì. Da che scuola venite? Dall'artistico. In realtà un tuffo nella piscina a Pardon, nella fontana di San Leonardo, c'è stato, quasi come un flash mob. Ma per la maggioranza l'ultima campanella è coincisa con una lunga passeggiata in centro, magari qualche brindisi e poi una panchina su cui riflettere. Riflessioni di fine d'anno? Sì. Bocciati. Bocciati? Una volta. Stai zitto. È vero. Ma da dove, che scuola fate? Da Vinci. Sì. Da Vinci? Sì. Come è andato quest'anno? Devo ancora finire. In che senso? Io ho gli esami. Quindi preoccupato? Fin lì. Ma l'estate è alle porte e anche questi ragazzi, come quelli di ieri, la vivranno nella spensieratezza della loro gioventù e soprattutto dei loro primi amori, magari nati tra i banchi di scuola di quest'anno appena finito e che qualcuno proprio per questo ricorderà per sempre. Bocca al lupo a questi ragazzi, noi ci fermiamo per la pubblicità, poi parleremo della Grande Guerra. Rieccoci in studio, in diretta, il nostro telegiornale di Treviso. Prima di parlare degli alpini, la giuria tecnica del premio Comisso, diamo notizia delle selezioni delle due terne finaliste del premio Comisso, che ha selezionato appunto oggi a Treviso, a Palazzo Giacomelli, le due terne finaliste nella sezione narrativa e biografia della 37esima edizione del premio. Nella narrativa i selezionati sono Il segreto di Pietramala di Andrea Moro, La casa dei bambini di Michele Cocchi e L'ultima notte di Canova di Gabriele Dadati. Nella sezione biografia, Anita, storia e mito di Anita Garibaldi di Silvia Cavicchioli, Bobby Bazlen, L'ombra di Trieste di Cristina Battocletti e Scandalose vite di donne libere di Cristina Di Stefano. Le due terne saranno ora inviate alla grande giuria composta da 60 lettori che poi voteranno in seduta pubblica i super finalisti delle due sezioni in occasione della finale del premio Comisso che si terrà il prossimo 6 ottobre a Palazzo dei 300 a Treviso. E adesso la Grande Guerra con due servizi particolari. Il primo è una mostra che è dedicata alla Domenica del Corriere al racconto della Grande Guerra nei giornali dell'epoca. Vediamo. Le Domeniche del Corriere sono una specie di telegiornale di allora. Spiega così, con semplicità, la mostra delle prime pagine della Domenica del Corriere negli anni della Grande Guerra, organizzata dall'Isra di Treviso grazie ad un'amicizia profonda tra il presidente Caldato e l'autore, che risale ai tempi dei cartelloni pubblicitari della Sanremo. Un'esposizione dedicata non tanto alle illustrazioni di Achille Beltrame, quanto alle emozioni che ora, come allora, trasmettono al visitatore. È l'artigianato della comunicazione e i pittori, poco prima avevamo i pittori, no? E la fotografia non poteva esistere più di tanto e non dava la possibilità della fotografia della seconda guerra mondiale. Ma non solo, queste immagini hanno il fascino della leggenda, in quel confine tra realtà e fantasia indispensabile agli illustratori. È la fantasia di questi grandi artisti che hanno stimolato in noi dei fatti epici, degli eroismi, perché nessuno vedeva cosa succedeva sul Col di Lana. Così il pennello ha fermato la fotografia impossibile della stampella di Enrico Toti, così come i volantini d'Annunziani del volo su Trieste. Erano i telegiornali dell'epoca, ovvero l'informazione per immagini dedicata a un popolo distante e in gran parte analfabeta.
Che cosa arrivava a casa? I racconti. Ma i racconti si perdevano, sì, le lettere, ma i racconti si perdono nel tempo, perché si aggiunge e si toglie, mentre quando c'è un disegno quello è. Ecco perché queste illustrazioni, oltre che belle, sono preziose agli occhi di ieri come di oggi e di domani, che riescono ad emozionarsi fino alle lacrime, vedendo in quei fanti disegnati le storie vere di tanti padri e nonni. Anche mio padre era sulla linea del Piave, aveva 13 anni. E poi prova a pensare, se non ci fossero stati questi, noi saremmo qui? Allora il nostro viaggio continua, perché continua anche la consueta rubrica del sabato tra gli oggetti della Grande Guerra, il viaggio a tappe di Lucio Zanato. Avete intravisto nel servizio precedente il presidente delle case di riposo trevigiane Luigi Caldato. Ebbene, egli stesso, un collezionista, ci parla di un ordigno particolare. Io ricordo che da ragazzo, da bambino, dai 0 anni ai 13-14 anni, con questo si faceva il scaldaletto. C'è sempre un pezzo della Grande Guerra nelle case dei trevigiani. Oggetti che il bisogno e la creatività hanno trasformato in un riciclo non solo materiale ma soprattutto mentale, tentando di esorcizzare i fantasmi tra le trincee che hanno accompagnato tanti padri e nonni fino all'ultimo respiro. E se i protagonisti di quegli anni bui di inizio Novecento ci hanno lasciato, questi oggetti sono rimasti, custoditi dalle generazioni successive, perché il ricordo di guerra e di pace non si cancelli. E per Casa Caldato questo bossolo ricorda la fatica dei campi e il calore col profumo delle lenzuola di lino. La storia della prima guerra mondiale, perché questo rappresenta la prima guerra mondiale, ma soprattutto della seconda, dopo il bombardamento del 7 aprile del 1944, dove proprio il terreno che lavoravano i miei nonni, essendo una famiglia di contadini, venne bombardato e quindi furono trovati dei pezzi storici, addirittura come questo che rappresenta la prima guerra mondiale. Era completato erano bozzoli molto più lunghi di questo, venivano chiusi con una vite a pressione e si mettevano per scaldaletti, si riempivano d'acqua calda e andavamo a letto con questo. Questo è un ricordo straordinario perché veramente ricorda la mia infanzia. Poi il tempo e la modernità hanno dimenticato in un armadio questo bossolo, altre mani l'hanno tagliato forse nel maldestro tentativo di trasformarlo in un portafiori. Ed ora, per il futuro, sarà il muto testimone di un tratto della grande storia fatta dai nostri familiari. Mia figlia ha 14 anni e gli racconto le cose del nonno e gli faccio toccare con mano anche queste cose, soprattutto le faccio capire che deve essere orgogliosa e onorata di appartenere a questa bandiera che è la bandiera italiana. Continuate a segnalarci i vostri oggetti della Grande Guerra perché il nostro viaggio continua e allora lo potete fare come sempre, un luogo, un oggetto, una storia con sms e whatsapp al 340 321 8728 oppure con una mail a treviso@antena3.it. Il telegiornale finisce qui, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una domenica soleggiata e calda sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento al mattino, il cielo sarà sereno su tutta la nostra regione. Nel pomeriggio proseguirà il bel tempo, tuttavia con qualche isolato temporale possibile sui rilievi del Bellunese, ma migliorerà presto. Temperature in deciso aumento, minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio deciso peggioramento sui settori alpini con fenomeni temporaleschi a carattere sparso, ma migliorerà entro la serata. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime in aumento oscillanti tra 28 e 31 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige,
dove sarà bel tempo ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorerà sui settori alpini di confine con qualche temporale a carattere sparso. Temperature in aumento, minime intorno ai 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 32 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci! Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.